Terza corsa, premio Elecode, la Gentleman di oggi, cavalli anziani sono in 7 al via. Lo schieramento: 1 Zimmy Cub, Thomas Manfredini, 2 Zodiaco Matto, Rebecca Dami, 3 Zemellino, Giuseppe Rizzo, 4 Volpelli, Nicola Del Rosso, 5 Zoschetual, Filippo Monti, 6 Vortice d'Amore, Graziano Tacconi. In seconda fila col 7 Zimmerman, Michele Canali. Vediamo Zimmerman un po' largo, sta arrivando Zimmy Cub che è ancora discosto una decina di metri dall'ala. Poi in ritardo Thomas Manfredini che ora non riesce ad arrivare a rete, intanto stacca la macchina con Zodiaco Matto e soprattutto Zoschetual che prende in breve il comando su Numero Zodiaco Matto 7 che precede Zimmerman Zemellino, ma squalificato. rompe anche Zodiaco Matto sulla curva. Quindi rimane secondo Zemellino davanti a Volpelli, poi il numero 1 di Zimmy Cub, mentre ha avuto problemi sia Zimmerman e anche Vortice d'Amore che rimane molto indietro. Quindi tutto a favore di Zoschetual, sulla quale Filippo Monti è già in fermata, si gira, non vede arrivare nessuno. Vede ora Zimmerman galoppante, ma intanto i 400 vanno via a ritmo soporifero, Numero 31,8. 6 Vortice d'Amore E squalificato. quindi Zimmy Cub che prende la via del largo e avanza all'esterno. Sempre Volpelli quarto alla corda, Zemellino secondo, 600 metri in 47,8, ancora un 16. Ora Zimmy Cub arriva ai fianchi di Zosca e Tual, poi Zemellino, Volpelli e Zodiaco Matto che si è riaccostato, sono rimasti in 5. Frazione davanti alle tribune in 14,8, attacca Thomas Manfredini col figlio di Citation, ma risponde Zoschetual, Zemellino di secondo, davanti a Volpelli, poi Zodiaco Matto, siamo ormai in prossimità del chilometro, passato ora dalla figlia di Ganymede in 1,17,5. Ancora tonico all'arco Zimmy Cub, al pari di Zemellino di seconda alla corda, ora Volpelli cerca di avanzare. Ma Zemellino sembra intenzionato a anticiparlo, poi no, Volpelli avanza, ma intanto Zimmy Cub ha messo mezzo cavallo davanti a Zoschetual ed è già sul punto di passare a metà dell'ultima curva, quindi il nuovo battistrada è Zimmy Cub con Thomas Manfredini, ora arriva Numero Volpelli 2 mentre ha Zodiaco ceduto Matto Zoschetual, ci prova anche squalificato. Zemellino, ultima curva in 15,1, retta d'arrivo, in vantaggio Zimmy Cub, attacca Volpelli, ultimi 100 metri, si distende ancora Zimmy Cub, ci prova Volpelli ma Zimmy Cub ha buone energie, viene a vincere davanti a Volpelli, Zemellino e Zoschetual. 1,15,8 la media al chilometro per Zimmy Cub, Thomas Manfredini, il training è di Gennaro Casillo, la vittoria molto buona per il figlio di Citation, era partito piano, poi è avanzato al largo ed è passato già all'imbocco dell'ultima curva e si è salvato ancora con disinvoltura da un comunque valido Volpelli. La quota in chiusura per Zimmy Cub 4,75.